siccome la settimana scorsa, i giorni scorsi, ho avuto l'incontro in Russia con il Presidente del Consiglio, che mi ha dedicato 2 minuti nei quali abbiamo parlato sia di forza dell'ordine, organici, che di volare dei risarcimenti. Volevo dare atto di quanto sta avvenendo in manovra in queste ore, nella speranza che vada a buon fine, ovviamente. Questo non ho capito se sia ancora una bozza. Sì, appunto, non è un provvedimento definitivo, ma è per spingere ancora con quello che rappresento la volontà di Vicentini che quel fondo vada a buon fine. E quindi un appello al Presidente del Consiglio a andare avanti affinché quei 1,5 miliardi, anche se in 3 anni, vada a buon fine, tenendo conto poi dei criteri di risarcimento. Ho visto quali sono la bozza dei criteri, sono pare con limiti a 100.000, con 30%, mi pare fino a 36.000. c'è 30% con 100.000 come massimale, Esatto. e poi con priorità per chi ha di 6 sotto i 35.000 euro. Se sotto i 35.000 euro, Sono ammessi anche quelli che hanno avuto il risarcimento del 9%. anche chi ha fatto la transizione, Esatto. anche gli eredi, eccetera, eccetera. Ogni forma di risarcimento siamo biglietti di accoglierla e che vada a buon fine. Peraltro, l'altra cosa che volevo dire, il 1° dicembre si terrà l'udienza dibattimentale, l'udienza di dibattimento, quindi verrà aperto il dibattimento. Mi sembra di capire che ci sono dei problemi logistici per l'organizzazione dell'udienza su Vicenza. È stata fatta una richiesta, mi pare, su Mestre per cercare di organizzare. Nelle prossime ore incontrerò il Presidente del Tribunale, questo lo anticipo già, per capire come comune come potremo dare una mano per far sì che il processo si possa svolgere regolarmente, senza intoppi logistici, o a Vicenza o in altra struttura adeguata, capire come fare, perché abbiamo bisogno che il governo, in particolare il Ministero della Giustizia, faccia la sua parte e dia un supporto anche al Tribunale. Cioè, possiamo lasciare la palla al Tribunale di Vicenza, ha bisogno di una struttura ben più importante, soprattutto governativa, che dia via libera utilizzo di spazi, eccetera. Se vogliamo un Presidente del Tribunale capace, ci sa organizzare, fino adesso c'è stato bene la situazione, e il Comune gli va a supporto. Anche perché sono parecchi costi di parte civile, mandarli a Mestre ogni giorno. Questo è quello del Comune, peraltro, Sì, sì. vorrei essere in grado di poterli costituire entro il 1° dicembre, perché stiamo lavorando sull'atto.